tagli per gli enti locali dai comuni alle province che hanno già i fondi PNRR, un paradosso che fa infuriare gli amministratori della Marca. Oltre danno la beffa, attacca il presidente della provincia Marcon che dice il governo torni sui suoi passi. L'addio di Luciano Benetton al gruppo, la denuncia del pesante rosso in bilancio. A Ponzano abbiamo incontrato i dipendenti storici della fabbrica e c'è chi confida in Alessandro Benetton. Non commento, risponderanno i legali, dice l'attuale AD di Benetton Massimo Renon, mentre il fotografo storico della famiglia Olivero Toscani cannoneggia il management. I docenti oggi sono soli, hanno paura dei giudizi. Lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Castellari interviene sul caso dei 2 studenti esentati dallo studio della Divina Commedia di Dante nella scuola media di Treviso. Vicinanza al Veneto, Francesca Donato, l'europarlamentare il cui marito è stato trovato morto in circostanze misteriose a Palermo. Da Mogliano a Mestre un passato nella nostra regione per la 54enne che non crede alla tesi del suicidio. Successo di pubblico oggi per la Longevity Run a Treviso. Invecchiare bene è una priorità di tutti, dicono gli organizzatori. A 6 mesi dall'ultima visita a Venezia, domani il ritorno del Presidente della Repubblica nel capoluogo lagunare dove consegnerà il premio internazionale Ugo La Malfa, diretta su Antena 3 dalle 11. Tanti trevigiani oggi tra i 10.000 che hanno partecipato alla giornata conclusiva del 36esimo raduno dei Fanti d'Italia nella cornice di Trieste. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano parliamo dei tagli, più tagli per gli enti locali che hanno già i fondi PNRR. È un vero e proprio paradosso che fa infuriare gli amministratori della Marca, in primis il presidente della provincia Stefano Marcon che dice oltre il danno c'è la beffa e si appella al governo torni sui suoi passi. Se andrà avanti così pagheremo uno scotto troppo importante, ma penso, visto che tanto ANCI quanto UPI stanno dialogando con il governo, che ci sia un ravvedimento a livello governativo, altrimenti sarà proprio oltre il danno la beffa. Reduce da settimane segnate dall'emergenza maltempo, con la sua città ancora ferita, Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, non le manda a dire, anche se sulla carta il governo, dal punto di vista politico, è amico. Nodo del contendere la bozza del decreto sulla spending review, oltre 1 miliardo di euro di tagli per gli enti locali da qui al 2028, 250 milioni solo per quest'anno. Ma il problema non è tanto il numero che già circolava, quanto il criterio di ripartizione contenuto nella bozza del provvedimento che prevede tagli maggiori per chi ha più progetti finanziati dal PNRR. Su questo la provincia di Treviso è stata tra gli enti più virtuosi in Italia, virtù che potrebbe divenire un boomerang. Tu fai conto che 100 milioni di euro sono stati intercettati dall'ente provincia per la scuola e circa una ventina li ha messi di risorse proprie, dai 15 ai 20, sono 120 milioni di opere di cui il territorio fabbisognava. Sono soldi che sono tanti e laddove dovessero pesare sul bilancio della provincia, che è già un bilancio asfittico, andremo verosimilmente in disequilibrio. Non si può dare con una mano e togliere con l'altra. Questo è il concetto. Ma a rischio vanno i bilanci degli enti locali, questo va a rischio. Quando tu metti a rischio un bilancio, metti a rischio servizi come il trasporto pubblico, come le mense laddove le concorrano gli enti locali, servizi di riscaldamento nelle scuole, insomma quei servizi base vanno a rischio quando i bilanci non trovano più la quadratura. Insomma, cambiano i governi, ma la logica dei tagli sugli enti più virtuosi resta, anche se si spera in un dietrofront. Sullo sfondo la partita parallela del ritorno all'elettività delle province, rilanciata nelle scorse ore dallo stesso ministro Calderoli in Veneto. Vi è bisogno delle province, lo vediamo in questi momenti alluvionali, no? Dove le strade come sono messe, lo abbiamo visto con l'azione rispetto alle scuole, lo vediamo con le gare, no? Le province sono gli enti più performanti, coloro che sono stati in grado di essere a fianco nei comuni per calare a terra il PNRR, quindi le province è niente che serve. E adesso il terremoto Benetton, l'addio di Luciano Benetton al gruppo e quella denuncia, quell'intervista shock con la denuncia di Benetton di questo rosso pesante in bilancio. Siamo tornati a Ponzano dove abbiamo incontrato oggi dipendenti storici della fabbrica. Difficile per loro immaginare la Benetton senza i Benetton. C'è chi confida in Alessandro Benetton. Quando che ho finito, ho salutato il signor Carlo, lo ringraziato perché ho avuto 40 anni, un lavoro sicuro, un stipendio sicuro. E quindi sarebbe bello che così fosse anche per il futuro, per le nuove generazioni. Vorrei dire di sì, ma guarda.
Sono contenta di essere vecchia. 40 anni in Benetton, dalla gavetta con il finissaggio alla qualità. La storia di Elisabetta qui a Ponzano è la storia di tanti. Sotto il capannone della sagra è la giornata degli anziani, tantissimi gli ex dipendenti per i quali l'addio al gruppo di Luciano Benetton è un mezzo shock. Ivano Paronetto e Zaira Padoan sono marito e moglie. Con la signora Giuliana mi ha assunto, facevo a turno sui telai e lì ho conosciuto mio marito, che lui era meccanico dei telai. Voi vi siete conosciuti in Benetton? Sì, a Benetton. Benetton, sì. Sì. Purtroppo così, e sono ancora assieme. Abbiamo avuto 3 figli e sono 52 anni che siamo sposati. I Benetton per me ci hanno sempre aiutato. E spero su Alessandro, che è l'unico più attivo, più responsabile, non so, migliore penso che sia il migliore. Ricordi personali che diventano racconti di impresa, così Ida e Pierina. Mi posso solo che dir bene, perché ho sempre lavorato a Giuliana. Io. Sono entrata nell'80 fino al 2002. Per chi lavora là sono pensieri. Una fabbrica paese, insomma, difficile immaginare la Benetton senza i Benetton. Mica mia nuora, mie figlie, tanti mi genero, che ancora lavora qualcuno, ancora nuora, mi dispiace se proprio dovesse chiudere, perché per Ponzano gli era una risorsa, insomma, ecco. Che cosa si sentirebbe di dire a Luciano Benetton? Che il tegno è duro, che cerca di fare il meglio, secondo la sua coscienza. Penso che cerchino in qualche modo, siccome che hanno anche altre attività, di convogliare le proprietà, i beni, non lo so, di coprire il buco, insomma. Bisogna vedere come che c'è, perché conosce tutto, è difficile a capire cosa che c'è dietro. Ho lavorato per Benetton su un laboratorio per un po' di anni, poi non ci ha dato più lavoro perché l'ha mandato in altri paesi e noi abbiamo chiuso e siamo andati a casa. Questo è quello che posso dire dei Benetton. Si può dire quel che si vuole, ma alla fine non sarà facile per i 1000 dipendenti. Per me la Benetton è sempre stata, fin da piccola, raccontata come una grande azienda, come una grande opportunità per tanti. Sentendo questo mi dà anche un colpo al cuore. Bisogna pensare anche agli operai e a quello che hanno fatto, perché mollare così è troppo facile. Intanto volano gli stracci, l'amministratore delegato nel mirino del patron Luciano dice che risponderanno i legali e si trincera dietro un no comment. Interviene intanto anche il fotografo storico della famiglia Oliviero Toscani, che dice tra l'altro Luciano dà troppa fiducia alla gente. Edizione, nel frattempo la cassaforte di famiglia pronta a un'iniezione potente di liquidità. No comment, risponderò attraverso i miei legali. Massimo Renon, amministratore delegato di Benetton Group, risponde al telefono poco prima delle 4 del pomeriggio e conferma la linea delle prime ore. Il tono della voce è sicuro e cortese, ma non aggiunge altro sulla vicenda che sta scuotendo l'economia trevigiana e non solo, dopo l'intervista rilasciata dal patron Luciano Benetton al Corriere della Sera, che nell'annunciare l'addio al gruppo ha puntato il dito contro i manager e un buco da 100 milioni di euro. Nel mirino del fondatore, anche se non espressamente, è finito proprio Renon, definito più prosaicamente l'uomo della montagna, una chiara allusione alle origini bellunesi dell'amministratore delegato, un passato brillante in Marcolin e prima ancora in Luxottica, entrato come operaio e diventato dirigente, alternando lavoro e studio, ma quel legame di fiducia tra Paron e manager, nato nel 2020, è andato letteralmente in frantumi. Il 18 giugno prossimo, data probabile per l'assemblea dei soci, sarà impressa una svolta e a farlo sarà Edizione, ovvero la cassaforte dei Benetton, ora guidata da Alessandro. Da Edizione ci si aspetta anche un'iniezione di liquidità, circa 260 milioni di euro, e a scendere in campo nelle ore più calde è anche lo storico fotografo dei Benetton, Oliviero Toscani, che all'Ansa riferisce di aver sentito Luciano, persona, assicura, di grande equilibrio, un uomo che dà fiducia alla gente ma deve capire che la gente non è come lui, sono i manager. Ha sentenziato Toscani, la rovina dell'economia. Il dibattito è su tutti i livelli e a Ponzano irrompe nel pieno della campagna elettorale Luciano Benetton: non abbandoni la nave. L'appello già partito dal sindaco uscente Baseggio, così uno degli sfidanti, Marco Durante.
Noi siamo conosciuti in tutto il mondo grazie a Benetton. Quando si parla di Benetton viene fuori sempre il comune di Ponzano Veneto, dove c'è la sede di Benetton. Benetton ha dato lavoro a molte persone qua nel nostro comune, continua a darlo e rappresenta per noi una delle ditte più importanti, anzi la ditta più importante che abbiamo nel nostro comune. Speriamo che il signor Benetton ripensi alla sua idea di lasciare la direzione della Benetton, perché penso che sia lui la persona più importante che c'è in Benetton. Continua a far discutere il caso che Antena 3 per prima ha rivelato, il caso della Divina Commedia proibita, diciamo, per 2 studenti in una scuola media di Treviso, esentati per questioni religiose. A parlare oggi, tra gli altri, è il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che dice: sono sconcertato che in Italia si possa permettere il rifiuto allo studio di Dante, il sommo poeta e il padre della lingua italiana, l'autore di un testo enciclopedico fondamentale per la nostra cultura, quale la Divina Commedia, è l'espressione più autentica dell'umanesimo. Ha detto Giani, che ha anche detto è inaccettabile che venga negato proprio per le finalità con cui perseguire l'inclusione, integrazione e coabitazione nel nostro paese di cultura e religioni diverse, e dice anche dovrebbe scattare il licenziamento per l'insegnante, quindi parole molto dure. Un'altra visione è quella dello psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller, che era ospite nella nostra prima edizione di oggi, che dice: oggi i docenti sono lasciati spesso soli e hanno paura dei giudizi. Sentite. Quando un docente si sente di dover interrompere il percorso educativo dei propri studenti e formativo all'altare di una riflessione che è religiosa ma spesso è in alcuni momenti di carattere ideologico, significa che ha paura, significa che teme il giudizio. L'ispezione ministeriale a breve, una interrogazione parlamentare e il ciclone che non ha ancora finito di abbattersi sulla scuola media di Treviso. Dante censurato, Dante che può offendere gli studenti non cristiani. Per lo psicologo e psicoterapeuta trevigiano la cartina di tornasole di una situazione nella quale versano in generale i docenti oggi lasciati troppo soli, anche al di là del fattore religioso, alle prese con genitori o con movimenti di opinione che limitano la loro attività. Questi docenti sono soli davanti alla paura ed è una fobia, non è una paura. E quindi il docente a quel punto deve prendere delle decisioni e quasi sempre la decisione che prende scontenta qualcuno. Certo, nel caso specifico resta lo sbalordimento per il capolavoro immortale della letteratura mondiale negato a 2 studenti. È difficile parlare di integrazione senza conoscere i fondamentali della lingua italiana. È come, faccio un esempio, che io andassi nei paesi arabi e non conoscessi il premio Nobel per la lettura araba del 1988, Mayuz. Come faccio io ad andare in quei paesi e rinnegare lo studio di quel premio Nobel? Non riuscirei a conoscerne le origini, quindi non è un tema di Bibbia e Corano, è un tema di conoscenza di quei luoghi più su un piano culturale che religioso. Ma Casteller assolve in un certo senso la professoressa arrivata a proporre l'alternativa a Dante. Ha interpretato chiaramente i fondamentali della religione cattolica, cioè il dono, cioè l'accoglienza, cioè il cercare di capire la diversità nell'altro. E quindi si è fermata e in qualche modo ha preso una decisione, perché è una persona sola davanti alla propria paura. Non si voleva che una professoressa si esponesse a fare tali scelte, si applica un protocollo nazionale ben definito nelle scuole di integrazione culturale e religiosa, dando a lei le risposte che dovrebbe dare. Vicinanza e cordoglio dal Veneto e anche dalla Marca a Francesca Donato, la 54enne europarlamentare marchigiana della Democrazia Cristiana, il cui marito, l'architetto e imprenditore Angelo Onorato, è stato trovato morto nella sua auto a Palermo con una fascetta di plastica stretta al collo. Donato, nata ad Ancona da famiglia veneta, ha vissuto a lungo a Mogliano Veneto, ha frequentato il liceo linguistico Santa Caterina d'Assina di Mestre e dopo la laurea in giurisprudenza ha esercitato l'attività forense a Padova prima di trasferirsi a Palermo nel 1999. Me lo hanno ucciso, ha detto l'europarlamentare nelle prime ore dopo il ritrovamento del corpo del marito, e anche la figlia non crede all'ipotesi del suicidio, un giallo sul quale gli inquirenti stanno indagando.
Parliamo di elezioni, parliamo di temi che sono all'ordine del giorno come quello dell'autonomia, abbiamo sentito in questi giorni anche la bocciatura della Conferenza Episcopale Italiana per azione, una presa in giro ai veneti, un contentino del governo dato a Salvini, ma Zaia non arretra, polemiche inutili. Sono tutte battaglie ideologiche che poi non arrivano alla concretezza. Sull'autonomia, ad esempio, ci manca ancora di capire come funzionerà, come saranno finanziati i LEP, e quindi dal nostro punto di vista sono solo bandiere che vengono agitate. Torna a far discutere il disegno di legge sull'autonomia differenziata, una battaglia ideologica che non verrà mai compiuta, secondo il leader di Azione Carlo Calenda, linea sostenuta da tutto il partito che la definisce un contentino dato da Meloni a Salvini per far votare sul premierato. I veneti sono stanchi perché noi vogliamo, quando parliamo di autonomia, vogliamo dire che vogliamo poter gestire le risorse per dare risposte ai cittadini. Oggi qua in Veneto la sanità fa acqua da tutte le parti, le famiglie sono lasciate sole, i nostri anziani sono in difficoltà. Abbiamo bisogno di risposte chiare, risposte che il governo non sta dando, perché la verità dei fatti fa solo slogan e invece dopo non ha la capacità di mettere a terra quello che promette. Un'autonomia differenziata che rimarrà solo sulla carta, se non diventare un poltronificio, e che non vedrà un euro di fatto ricadere nelle tasche delle famiglie e per i territori. Una presa in giro alle spalle dei veneti, attacca ancora Calenda. Nella legge nessun capitolo che parli di tasse e la necessità di finanziare i LEP, quando però, dice, mancano i fondi. Il rischio è che il Veneto, regione strategica per posizione geografica ed economica per il paese, con l'autonomia rischi di diventare, commentano da Azione, un poltronificio per i politici. Preoccupazione anche dei vescovi italiani, era stato il cardinale Zuppi ad esprimere per primo perplessità sul disegno di legge. Ora invece è tutta la Conferenza Episcopale a bocciare l'autonomia differenziata, bollata come una riforma che rischia di minare le basi ed il principio di solidarietà tra le regioni, presidio al principio di unità della Repubblica e creare inoltre forti diseguaglianze sulla sanità. Non fa sconti sulle polemiche e tira dritto invece il governatore Luca Zaia. Non è una battaglia per tagliare l'Italia in due, non è una battaglia per lasciare indietro qualcuno, e tutti questi che parlano, che dicono che c'è l'Italia a due velocità. Certo, c'è l'Italia a due velocità, lo certifico io. Oggi abbiamo l'Italia a due velocità. Per colpa di chi? Non per colpa dell'autonomia che non c'è, ma per colpa di questo centralismo che loro difendono e che è stato gestito male. Ma guardi, io sono come San Sebastiano, no? pieno di frecce, ma non mollo. E dall'autonomia all'indipendentismo, all'universo indipendentista, ma soprattutto la voglia di riconoscere l'identità del popolo veneto e della lingua veneta. C'è un modulo per riconoscere a livello nazionale e internazionale il popolo veneto e la lingua veneta, e la raccolta firme è partita da Treviso. Chiediamo a tutti i veneti di siglarlo, perché ovviamente più siamo, più peso avrà la nostra iniziativa. Prima di tutto l'identità e legata ad essa la lingua. I veneti chiamati a contarsi per far capire di esistere e ottenere il doppio riconoscimento internazionale usando un modulo da firmare. La battaglia dell'associazione Popolo Veneto, ripartita con i gazebo in piazza, era già nata nel 2015, quando una rappresentanza del gruppo era stata ricevuta all'ONU. Primo passo, far capire di esserci. Il Covid si è messo d'ostacolo negli ultimi anni, ora l'iniziativa riprende con due obiettivi. Che attualmente noi siamo considerati, e basta vedere anche nelle patenti, nelle carte d'identità, siamo considerati italiani. Per essere riconosciuti come veneti dobbiamo dimostrare di esistere. Quindi attraverso questo modulo che appunto oggi firmiamo, noi facciamo un riconoscimento, ci riconosciamo appunto di essere veneti. E chiediamo anche allo Stato italiano, come lo Stato italiano ha riconosciuto anche altre lingue, penso ai popoli del Sud Tirolo, valdostani, friulani, che hanno anche diritto appunto di usare sia la lingua anche nelle scuole, ma anche nei cartelli stradali hanno la bilingua appunto sia in italiano che anche in tirolese, in valdostano, e chiediamo che anche, visto che siamo nello stesso Stato anche noi, che anche i veneti abbiano questo diritto. Ad appoggiare l'iniziativa la Lega. La galassia indipendentista e quella autonomista del Carroccio non sono mai state in grossa sintonia in questi anni, ma stavolta le due parti stanno insieme, iniziando da un paradosso da sanare, come sottolinea il segretario provinciale Dimitri Coin.
I figli dei nostri nonni, dei nostri zii, dei nostri cugini coraggiosi che a inizio secolo hanno abbandonato il Veneto per andare in Sud America, in particolare in Brasile, portando quelle che sono la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, hanno visto di fatto riconosciuto la lingua veneta, che in Brasile è riconosciuta e si chiama Talian, ma di fatto è la lingua veneta. Nei supermercati brasiliani la ricotta alla bandierina italiana e sotto c'è scritto Puina, che è il linguaggio con il quale mio nonno e anche mia mamma chiamavano la ricotta. Noi non possiamo essere meno veneti dei nostri cugini veneti che se ne sono andati, che hanno costituito una comunità fuori dall'Italia a 15.000 chilometri di distanza da casa. Allora, un avvertimento domani per la nostra programmazione. Domani la prima edizione di Antena 3 anticiperà, da solito del consueto orario delle 12 alle 11, per seguire in diretta l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Venezia, ritorno a Venezia dopo 6 mesi, per consegnare al Teatro Goldoni il premio internazionale intitolato alla memoria di Ugo La Malfa, straordinaria personalità politica, conosciuto per aver fondato nel 1942 il Partito d'Azione, eletto nel 1946 nell'Assemblea Costituente e poi tra i fondatori del Partito Repubblicano. Il premio verrà assegnato a Cristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, che lo riceverà nella cerimonia al Teatro Goldoni alla presenza di Mattarella e tra gli altri anche dell'ex governatore della Banca d'Italia Vincenzo Visco. Dunque diretta domani dalle 11, la prima edizione anticipa di un'ora, con i nostri inviati a Venezia per il ritorno del Capo dello Stato a 6 mesi, era novembre, dall'ultima visita del Capo dello Stato di Mattarella. Lo ricorderete in quella passeggiata, l'abbiamo anche visto nelle immagini, alle procuratie della città. Ore 11 domani, prima edizione. Adesso torniamo a Treviso per parlare di intelligenza artificiale che sbarca anche alla Camera di Commercio. Tu puoi porre dei quesiti e l'intelligenza artificiale ti dà quelle risposte che tu hai bisogno. Se non le trova in quelle proposte già predefinite, ti indica dove andarle a trovare. Si chiama Aurora, utilizza l'intelligenza artificiale ed è la nuova assistente virtuale della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Un nuovo servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che offre assistenza e fornisce risposte e soluzioni per ogni necessità o curiosità attinenti alle attività svolte dall'ente. Le imprese devono essere pronte, soprattutto le nostre imprese che hanno una forte vocazione all'esportazione, imprese che sono molto dinamiche, e quindi se c'è questo strumento già operativo in altre 5 Camere, noi siamo tra le prime in Italia, lo si deve proprio alla richiesta che il mondo dell'economia dà e soprattutto il sistema camerale che, come dicevo, deve stare al pari passo con l'intelligenza artificiale, strumento per la crescita, per lo sviluppo delle nostre imprese. Però dietro c'è sempre l'uomo che la guida. L'assistente virtuale non toglierà posti di lavoro a nessun funzionario. Sarà possibile parlare o chattare con Aurora da ogni dispositivo a voce o con la tastiera per avere risposte utili alle richieste più varie, dagli orari di apertura ai bandi attivi, dalle iniziative alla formazione, dagli adempimenti relativi a registri imprese fino alla transizione digitale ed ecologica. Parliamo di qualità della vita per bimbi, giovani e anziani. La Marca risulta prima tra le province venete davanti a Vicenza, Padova e Verona, con il Veneto che si classifica ai primi posti dietro a Trentino Alto Adige e Lombardia. La rilevazione è stata presentata oggi in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. I risultati integrali saranno pubblicati sul Sole 24 Ore di domani. Le classifiche, ciascuna delle quali si basa su 12 indicatori, misurano le risposte dei territori per bambini, giovani e anziani. Tutti e 3 gli indici confluiranno a fine anno nella 35esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. A proposito di anziani, cioè uno degli obiettivi di questa indagine, oggi è andata in scena la Longevity Run a Treviso. Ciascuno con il proprio passo, ma tutti con un unico obiettivo, quello di promuovere uno stile di vita sano e consapevole per invecchiare bene, tutt'altro che uno slogan visti i numeri di una popolazione sempre più anziana. Nel 2022 gli ultraottantenni in provincia di Treviso erano 64.000, nel 2050 arriveranno a ben 111.000, perciò questo è chiaro come l'invecchiamento attivo sia fondamentale per poter gestire appunto gli anziani nel prossimo futuro. L'amministrazione
che con ISRA, in collaborazione storica con ISRA, porta sempre avanti iniziative per gli anziani, dando anche contributi anche in termini economici, in termini strategici e operativi. Insomma, la questione è sia sociale che sanitaria e va affrontata con ogni mezzo, a dirlo anche Andrea Rossi, primario della geriatria al Cafoncello, che con la pettorina numero 1 si è presentato al via. La sanità pubblica deve investire tanto anche in prevenzione, questo è l'unico modo per far fronte all'invecchiamento della popolazione. Camminare almeno 30 minuti al giorno è un primo semplice passo, dice Rossi, ma non basta. Ovviamente non è sufficiente camminare, ma è importante fare anche esercizio fisico di flessibilità, di equilibrio e anche di resistenza, che vuol dire con pesi ovviamente bilanciati rispetto alle possibilità di ciascuno. E così giovani e meno giovani, circa 500, si sono cimentati nella longevity run tra Villa Carisi e il Sile, ma il traguardo stavolta va oltre quello di giornata. Poter fare una vita salutare appunto il più possibile e per non pesare sui familiari anche. I giorni di oggi determineranno la qualità della vita che avremo tra 30 anni, quindi è importante esserci, è importante dare una dimostrazione tangibile che l'attività fisica fa bene. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi al rientro un salto a Trieste per il raduno dei Fanti. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso, giornata speciale, quella di oggi per tanti fanti trevigiani che si sono dati appuntamento a Trieste per la giornata conclusiva del 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia, presenti anche diversi sindaci e amministratori del territorio. Nelle immagini vedete la rappresentanza di Tarzo guidata dal presidente Aurelio Dal Gobbo, tra le più attive del territorio, una giornata speciale che vi mostriamo con il servizio della redazione di Tele4. Il nome di Trieste è sempre portato nel mondo dal reggimento con orgoglio, disciplina e onore. Con questa motivazione il sindaco di Trieste consegna al comandante del 66esimo reggimento Fanteria Mobili Trieste, colonnello Massimiliano Spuches, il sigillo trecentesco della città. Con la consegna del sigillo trecentesco della città di Trieste da parte del sindaco di Piazza, il capoluogo regionale rende omaggio al Corpo dei Fanti nell'occasione del 36esimo raduno nazionale, incominciato venerdì e che vede proprio oggi la sua giornata conclusiva. Benvenuti Fanti d'Italia. Voi non potete comprendere che cosa possa significare osservarvi con questo tricolore che garrisce ed è la segno immenso, è la roccia su cui chi ci è preceduto ha costruito, ricostruito la patria, l'amata patria italiana. Viva l'Arma di Fanteria, viva la città di Trieste, viva l'Italia! Circa 10.000 presenze a Trieste per l'occasione, oggi baciata da uno splendido sole accompagnato da un vento rinfrescante che ha permesso uno svolgimento gradevole della cerimonia, che nella sua scaletta ha messo in luce diversi reparti, i gonfaloni, i medaglieri dei Fanti e dei bersaglieri, ha fatto sì che le due grandi bandiere di Trieste e dell'Italia sventolassero fiere in bella mostra davanti alle migliaia di persone che si sono raccolte in centro. Voi siete i rappresentanti dell'Italia che amo, voi siete veramente l'Italia. Bravi, complimenti, grazie di essere qui. Torniamo a Treviso dove ritorna il torneo internazionale di basket unificato.
Quest'anno faremo l'11ª edizione del torneo basket unificato Città di Treviso, che quest'anno abbiamo in modo esponenziale internazionalizzato. 33 squadre iscritte, di cui 10 straniere provenienti da Belgio, Ungheria, Polonia e Finlandia, 500 atleti per una 2 giorni, l'8 e 9 giugno di festa, sport, inclusività. Protagonista il basket unificato, pallacanestro riservata ad atleti con disabilità intellettive e relazionali che giocano insieme ad atleti normodotati. Le squadre saranno divise in 5 livelli di abilità per 67 incontri che si terranno alla Ghirada. Saranno coinvolti nell'evento anche 35 studenti universitari presenti per un tirocinio, impegnati nell'attenzionare gli atleti con disabilità, ma anche negli aspetti prettamente organizzativi. Saranno in panchina, cercheranno di capire come funziona il gioco, come funziona l'attività, ma poi parteciperanno anche a tutte le attività ricreative e impareranno come Special Olympics mette al centro l'atleta con disabilità. La parola d'ordine è inclusività, che passa anche attraverso lo sport, ma il torneo vuole essere allo stesso tempo un'opportunità di arricchimento per gli atleti normodotati attraverso la tenacia e la forza dei loro compagni. L'inclusione è fatta da 2 processi, l'adattamento della persona al contesto, ma anche il contesto alla persona. Per i giocatori, ultimi allenamenti prima delle gare. Sei pronto per questa avventura? Certamente, all'inizio non ero tanto entusiasta a farne parte, però capendo che mi avrebbe dato tanta riconoscibilità, io ho accettato e insomma vorrei tanto dare il massimo e fare bella figura. E sarà sicuramente così, appuntamento in Ghirada l'8 e il 9 di giugno. Il 9 giugno intanto a Gità sarà anche una giornata dedicata ai giochi da tavolo in tutta la città. Riuscire a far conoscere i giochi da tavolo moderni, che sono un po' messi in ombra dallo strapotere del videogioco, diciamo, come a livello commerciale, e soprattutto danno la possibilità alle persone di potersi mettere in relazione stando seduti a un tavolo, guardandosi l'uno con l'altro, e quindi avere una relazione completa dal punto di vista dell'interazione. Nasce così Trevisoga, manifestazione che domenica 9 giugno dalle 10 alle 19 consentirà di provare centinaia di giochi da tavolo diversi in maniera del tutto gratuita. 5 le location di quest'anno: Loggia dei 300, Loggia dei Cavalieri, le piazze Indipendenza, Aldo Moro e Borsa. Un vero e proprio festival a cielo aperto con una formula ampiamente testata: si prende in prestito un gioco, ci si siede e lo si prova con un'ampia possibilità di scelta. Il gioco da tavolo ha questa grande forza, quella di mettere le persone in relazione tra loro, ha una grande anche funzione educativa e didattica, e per noi è fondamentale riempire le piazze in modo sano e costruttivo e positivo di ragazzi, di giovani, ma non soltanto, perché ripeto, il gioco da tavola ha la grande forza di riuscire a coinvolgere tutte le fasce di età e di far stare insieme le persone. Presenti oltre alla Ludus in Tabula anche numerose associazioni della Marca, ma anche del Vicentino, Veneziano e Veronese. I giochi da tavolo hanno un fascino che resta intramontabile. Gli riscontri sono stati molto positivi, soprattutto post-Covid. Le persone avevano bisogno di ritrovarsi di nuovo a un tavolo e di giocare senza dover pensare a mascherine o distanziamenti, e il fatto di ritrovare la fisicità della relazione è stata una cosa che è stato sostanzialmente il motivo per cui siamo riusciti a portare a compimento un progetto così complesso. Siamo come sempre in chiusura del nostro telegiornale al consueto servizio storico pescato nei nostri archivi da Lucio Zanato. In questa settimana caratterizzata dal dibattito sul Dante censurato a scuola, il nostro Lucio Zanato ha ripescato un servizio del maggio 1987. Ebbene, se oggi la questione riguarda Islam e musulmani, ebbene la difficile integrazione all'epoca era con i testimoni di Geova. Guardate. Rabbia inconfessata, ma nel contempo si prendono anche le distanze da tutta la controversa questione. Questo sembra l'atteggiamento di chi abita nei pressi dell'area dove dovrebbe sorgere a Canizzano il Tempio dei Testimoni di Geova. Dovrebbe essere come questo, che si trova a Cameri, un comune del Piemonte. Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha dato ieri ragione all'associazione cristiana nella controversia con il comune di Treviso. La vicenda è nota. La commissione edilizia del comune aveva espresso parere favorevole alla costruzione del centro. Gli abitanti della zona si erano sollevati
sollevati in quanto pochi erano i testimoni di Geova che vivevano nei pressi dell'area. Il comune decideva di non concedere la licenza ritenendo che il tempio non appartenesse ad opere di urbanizzazione secondaria. Non era in pratica collegato alle vicende del quartiere. Un'interpretazione non condivisa dal TAR. La contestazione tra le dimensioni dell'opera ed il quartiere dove dovrebbe essere realizzata è per il tribunale errata. Il giudizio deve essere oggettivo e non soggettivo, altrimenti si va al di fuori della funzione urbanistica. Siccome i parametri volumetrici sono rispettati, conclude il TAR, il progetto è regolare. Siamo ritornati nella zona. Intorno a noi praticamente il deserto. È stato difficile trovare qualcuno che ci dicesse la sua opinione. Alcune delle persone che abbiamo interpellato ci hanno detto di non essersi mai occupate della vicenda. Una signora invece ha analizzato la situazione. Ognuno è libero di avere la religione che vuole, però insomma nessuno vorrebbe che fosse qui, insomma, sul proprio posto. Quindi a voi dà fastidio in un certo senso questo accoglimento? Un po' sì. Soddisfazione è stata espressa dai testimoni di Geova. Abbiamo parlato col trevigiano Bruno Tazzarello. Ancora non si sa quando riprenderanno i lavori. Sicuramente, ci ha detto Tazzarello, riprenderanno. Mancano al momento prese di posizione ufficiali sia del comune sia della circoscrizione interessata, la numero 8. Di fatto la sentenza del TAR è destinata a riaccendere le polemiche. Era il 30 maggio del 1987, era l'ultimo servizio per questa domenica. Vi lascio come sempre alla programmazione dal meteo in poi. Arrivederci.